Sesta corsa del convegno, nonché quinta prova del Tommaso Grassi Driver Award 2026. È il premio latte fresco e pastorizzato Cesena. Dotazione di 5.500 euro per questi cavalli di 4 anni. Leggiamo il campo dei partenti: 1 Gigabag Vincenzo D'Alessandro, Gaudì Trio con Gaetano Di Nardo al 2, il 3 Gran Soirée Bigi con Giorgio D'Alessandro Junior, 4 Gomez Francesco Tufano, 5 Giove Caf Vincenzo Luongo, 6 Glamour Trio a chiudere la prima fila con Crescenzo Maione, seconda fila Gulliver K Enrico Bellei, Gilsi Jump Filippo Monti, Joe VDB con Giuseppe De Filippis, Guinea con Alessio Di Chiara. La macchina stacca e c'è il via, il numero 3 di Gran Soirée Bigi, Giorgio Alessandro davanti a tutti, di fianco a lui c'è già Giove Caf che è il cavallo più appoggiato al gioco e Giove Caf sicuramente proverà a prendere il sopravvento, quindi Vincenzo Luongo cerca di mettere pressione a Giorgio D'Alessandro che è in testa, dietro di loro c'è Gigabag numero 9 Giovi di B squalificato 14,7 ed è proprio così che Giove Caf quando siamo a 300 metri di corsa un po' di più sfila davanti a tutti. Giove Caf favorito davanti a tutti e tutto questo ha una spesa anche relativa, 29,1, c'è stato un po' di strappo ma niente di eccessivo, quindi il numero 5 4 guida, Gomez il numero 3 squalificato segue e poi il numero 1 Gigabag in terza posizione. Incominciano a muoversi dal fondo perché ovviamente non è che la corsa finisce anche se il favorito è davanti a tutti e quindi Giove Caf cerca di rendere il più difficile possibile la risalita per esempio di Glamour Trio che è la prima che si presenta a destra quando arriviamo a 800 metri di corsa in 1,8, quindi il 5 prosegue nella sua corsa davanti a tutti sempre seguita da Gran Soirée Bigi e a destra abbiamo ora Glamour Trio e poi numero tutti gli altri 7 con il numero 2 di Gaudì Trio che si è messo squalificato in scia della Glamour sempre marcata Trio. Il chilometro in 1,15,9, Vincenzo Luongo è completamente in controllo della corsa, incomincia a muovere leggermente le redini, scuffia il proprio allievo Giove Caf che ora va per l'accelerazione finale ma non molla un centimetro Glamour Trio e Glamour Trio rimane vicino al sediolo anche se la corsa diventa davvero complicata, segue sempre Gran Soirée Bigi, dietro di loro Gaudì Trio che aspetta il momento del lancio, si entra in retta d'arrivo, 14,8 per la curva, Vincenzo Luongo dagli ultimi compiti a Giove Caf che risponde però non in maniera così brillante e all'interno si infila Gran Soirée Bigi che se la porta a casa 3, 5 e poi una foto tra Gigabag e Gaudì Trio per il terzo posto 1,14,7, 2,4 complessivi, 1,14,7 il tempo che permette a Giorgio D'Alessandro di portare al successo Gran Soirée Bigi per Roberto Faticoni che è ovviamente il vincitore di questa sesta corsa. Gran Soirée Bigi, femmina di 4 anni, figlia di Vitruvio che si aggiudica questa corsa davanti al numero 5 di Giove Caf, il numero 1 probabilmente dopo foto, adesso lo andremo a vedere, di Gigabag e il numero 2 di Gaudì Trio. Cerchiamo di vedere anche il quinto dovrebbe essere comunque Glamour Trio al sesto, quindi saranno probabilmente 10 punti per Gran Soirée Bigi, quindi per Giorgio D'Alessandro, 5 punti per Vincenzo Luongo, 3 punti per Vincenzo D'Alessandro e poi probabilmente per il quarto Gaudì Trio, Gaetano Di Nardo prenderà 2 punti e guardiamo il quinto, dovrebbe essere probabilmente il numero 8 diciamo, il numero 6, è il numero 6 che potrebbe essere quinto ed è quindi Crescenzo Maione che dovrebbe prendere un punto.